Manca un minuto e mezzo. Partita brutta come il peccato. Perché oggettivamente non... Sì, vabbè. Partita veramente brutta, veramente, veramente brutta. Tra l'altro ho rivisto... Attenzione. Ecco, punizione per la Fiorentina in attacco. Ho rivisto gli spettri di alcune vecchie prestazioni del Cagliari, specialmente con semplici, ovvero 80 minuti in cui qualcosina la fai, perché secondo me ai punti il Cagliari ha fatto un qualcosa di più della Fiorentina, ma poi ti svegli gli ultimi 10 minuti e ti ricordi che negli 80 prima non hai fatto nulla, non hai concretizzato nulla e speri e condensi praticamente l'intera partita in quegli ultimi 10 minuti, cosa che faccio molta fatica a digerire. Adesso punizione della Fiorentina. Fiorentina che chiuderà in attacco. Finita. Non sarà aritmetica, non sarà aritmetica perlomeno per questo turno. Però se il Benevento perde, a noi basterebbe... No, vabbè. Non mi va di mettermi a fare calcoli, anche perché poi ho ciccato clamorosamente quello precedente perché ero convinto che noi stessimo a più 5 sul Benevento e non più 4. Ecco perché avevo detto un punto, ma in realtà il punto non basta, perché noi in realtà siamo a più 4, adesso siamo a più 5, quindi molto probabilmente, poi è chiaro che non è detto, l'Atalanta batterà oggi il Benevento. 0-0 veramente brutto, brutto risultato, brutto come la morte. Oggi centrocampo a me personalmente non mi ha fatto impazzire, mi aspettavo un qualcosa di più dal Ninja. Mi è piaciuto Marin quando è stato tirato in causa perché ha giocato molto molto bene. Carboni sempre di più leader difensivo al posto di Godin, mi viene da dire, perché la personalità che ci mette lui difficilmente la vedo in Godin. Ligo Giannis per una cosa fatta bene ne sbaglia 4, ma ormai è praticamente un cliché. E... Vedi, se rivede Clavan, allora ancora c'è Clavan al Cagliari. Pensavo che era sparito. Speravo fosse matematica già da questo turno. Devo essere sincero, lo speravo vivamente. Così non è stato. Certo, la prossima è col Milan, quindi sarà veramente molto molto tosta. Però non so contro chi giocherà il Benevento dopo l'Atalanta. Però dobbiamo cercare di guardarla, di finire questo campionato il prima possibile, di ottenere la salvezza aritmeticamente il prima possibile e, e fare finta che quest'annata non sia mai successa, ma non sia mai stata disputata, ma fare finta servirebbe ben poco perché la delusione è veramente tanta, troppa, veramente veramente troppa. Tanto c'è il cerchio di centrocampo, rimaniamo in video. Tra l'altro Marin in ciabatte pure Ligo. Mm, molto, molto breve come cerchio di centrocampo, durato 2 secondi proprio. Vabbè, ragazzi, sarà per la prossima, speriamo bene. Ehm,
Io non so voi cosa pensiate della partita, io ho veramente poco da dire perché ha offerto molto molto poco. Ribadisco il concetto cardine, secondo me non si può condensare una partita solo negli ultimi 10 minuti ed è una cosa che è recidiva, specialmente con semplici. Può capitare, lo capisco, specialmente in partite nervose come queste dove vorresti attaccare ma allo stesso tempo non vorresti sbilanciarti, però non è la prima volta che succede, non sarà l'ultima, avrei preferito un altro approccio alla partita. E niente ragazzi, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!